Prima di arrivare all'approvazione del bilancio che faremo la settimana prossima, di chiarire un po' le dimensioni anche di questo adeguamento dell'IRA, perché come abbiamo visto, insomma, nelle nostre intenzioni è minimale per gran parte delle 184.000 attività produttive del Veneto. Si parla di 14 euro per un bar, di 34 euro per un mini market, di 98 euro mi pare per un'azienda, una piccola e media impresa che fa 1 milione di fatturato, quindi un contributo che riteniamo possa essere assolutamente sostenibile, sapendo che la Regione, insomma, ha delle necessità, ha bisogno di risorse per dare risposte in altri settori. Penso a quello dell'ATER, ad esempio per l'edilizia residenziale lasciamo 5 milioni di euro agli ATER delle varie province, al contributo della finanza pubblica che sono altri 16 milioni e a costi alle elezioni nel 2025 che costano 8 milioni di euro. Quindi c'è la necessità, rispetto al bilancio tradizionale che lascia 79 milioni di euro di spese discrezionali agli assessori, un piccolo ritocco per farci finire questa legislatura senza addizionale IRPEF, perché vorrei ricordare a tutti che questa addizionale si applica alle attività produttive, quindi nessuna persona fisica avrà maggiori costi con le addizionali, e che ci permette di essere largamente la regione col più basso impatto fiscale, in maniera evidente: 7 euro per cittadino in Veneto, 99 euro in Emilia Romagna. Sì, diciamo che dal punto di vista infrastrutturale ho due emergenze, due urgenze, due opere che mi stanno a cuore anche agli enti locali e ai cittadini, ma soprattutto alle associazioni di categoria. Una è il potenziamento della 308 in allargamento, in arrivo a Padova, che è sostanzialmente una necessità finalizzata all'ospedale di Padova e all'accessibilità all'ospedale di Padova. Questi erano i risultati che erano emersi dal tavolo costituito presso CAV, che ha fatto tutta l'analisi dei flussi di traffico, e servono 50 milioni. L'altra opera che verrà acceso il mutuo per fare il finanziamento è di fatto la bretella di Cortellazzo. Quindi tutte le preoccupazioni sulla via del mare, si arriva alla rotonda della Frova, poi da lì non ci sarà più nulla per far defluire il traffico. Ho sempre detto che Veneto Strade stava progettando, c'era il tavolo aperto con i comuni, e di fatto adesso questa possibilità di avere questi 50 milioni andranno, la bretella costa circa 50 milioni, quindi andranno sicuramente sulla realizzazione della bretella, che in parte risolve i problemi insieme alla via del mare di accessibilità al litorale. Un po' stufa di sentire parlare di Pedemontana. No, più che altro che o si parla di Pedemontana per qualsiasi cosa, cioè Pedemontana è il demone, però è un'infrastruttura pensata negli anni 90 che di fatto è stata molto richiesta, e forse è arrivata anche in ritardo, ma è stata molto richiesta dalle associazioni di categoria, dai comuni, dai territori. Noi ci siamo trovati di fatto ad aver ereditato un contratto e un atto aggiuntivo che avevano dei seri problemi. Ci ricordiamo tutti che c'erano 336 milioni di espropri da pagare, e dall'altra parte c'era un'opera che non andava avanti perché il concessionario non riusciva ad avere il finanziamento. Noi ci siamo presi la responsabilità di non girarci dall'altra parte, ma di fare in modo che l'opera venisse sbloccata anche con scelte impopolari. L'opera oggi è finita, è interconnessa con il sistema autostradale, il traffico sta crescendo, sta diventando veramente la quarta e la quinta corsia della Brescia-Padova in quella che è la parte, diciamo, da Montecchio verso est. Se ne è capito l'utilità, perché anche chi la contesta, lo voglio dire, la utilizza. Quindi contestarla, ma poi utilizzarla quando fa comodo, fa anche abbastanza sorridere. Quindi la Pedemontana è utile, è un'infrastruttura necessaria, va vista in un panorama infrastrutturale di cui il Veneto ne aveva bisogno. Se cominciamo magari a non vederla più come il demone, ma vederla come un'infrastruttura che dà risposte, dà un servizio al territorio, forse facciamo anche un servizio ai cittadini e allo sviluppo dell'infrastruttura stessa. Ha detto che dovrà ovviamente passare in consiglio tutto questo, e diceva, una frecciatina, abbiamo i numeri nonostante una piccola minoranza della maggioranza. Sì, ho letto le dichiarazioni di questi giorni, insomma, credo che poi quando le cose si spiegano, speriamo possano rientrare e comprendere le necessità.
dispiace vedere figure anche di primo piano che rilasciano dichiarazioni che sinceramente non sono coerenti con il loro percorso di amministratore, visto cosa hanno fatto nel Comune di Verona in termini di addizionali, e che dovrebbero ben comprendere qual è stato lo sforzo da parte del Presidente Zaia in 15 anni di non applicare addizionale IRPEF e far risparmiare ai veneti 17 miliardi di tassazione.